sul nucleare, una puntata di Report che è andata in onda in questa primavera. Una materia quindi di estrema attualità e anche che come Regione perlomeno ci riguarda sempre più da vicino. Siamo contenti perché vediamo che c'è una buona partecipazione, forse anche sopra le aspettative, considerato tra l'altro che purtroppo uno dei due grossi giornali televisivi non ha pubblicato una sola riga di questo evento di questa sera. L'altro ha pubblicato 2 righe, comunque pazienza. Poi volevamo così per curiosità sapere quanti di voi hanno saputo di questa conferenza tramite posta elettronica. Se potete alzare la mano così. Viva la rete, dice Michele, giustamente, e quanti invece per passaparola? Bene, altrettanti, e quanti dai giornali? Ne ho contati 4 per chi non mi ha visto. Allora, io interverrò parlandovi di 4 punti abbastanza brevemente perché vogliamo passare spazio soprattutto a Michele. Lo stato di fatto del nucleare in Italia, i motivi per i quali siamo contrari al nucleare, il Veneto candidato numero 1 per la prima centrale nucleare in Italia e la scelta nucleare in relazione alla nostra provincia, alla nostra realtà. Allora, sappiamo tutti che il 23 luglio del 2009 è stata approvata la legge 99 del 2009 che ha previsto appunto il ritorno del nucleare in Italia, prevedendo nel piano energetico che il 25% dell'energia deve essere prodotta dal nucleare e che corrisponde praticamente a 4 centrali nucleari. Entro il 15 febbraio dovranno essere emanati alcuni decreti. Ci sarà una delibera del CIPE per stabilire la tipologia della tecnologia da impiegare, poi un decreto per stabilire il sito di deposito delle scorie nucleari, un altro decreto dovrà stabilire le compensazioni economiche per gli enti locali interessati dai 4 siti e infine un decreto dovrà dire dove saranno fatte queste 4 centrali nucleari. Chi dovrà dire tecnicamente dove verranno fatte queste centrali nucleari è un'agenzia, l'ASN, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, che avrà un centinaio di dipendenti, ma che ad oggi deve essere ancora nominata. Per quanto riguarda invece i motivi, è giusto ricordarli, anche se magari molti di voi, di noi li sappiamo a menadito, i motivi per i quali ci troviamo in una posizione contraria al nucleare, innanzitutto perché già nel 1987 c'è stato un referendum popolare che ha sancito che gli italiani sono contrari a questo tipo di energia. Quindi c'è una questione anche democratica in ballo. Il governo, un altro punto importante, e il Parlamento approvando questa legge, la legge 99 del 2009, ha di fatto calpestato le autonomie locali. Ha praticamente è andata a calpestare l'autonomia dei comuni, delle province e delle regioni perché praticamente queste saranno delle attività che andranno sopra la volontà dei residenti. Quindi diciamo che su questo molte regioni si sono mosse, ci sono 10 regioni italiane che hanno chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi sull'incostituzionalità di questa legge, proprio per questo motivo. Tra queste 10 regioni non c'è il Veneto. Esatto. Che cosa fanno all'estero? Un altro punto importante. È sempre bene girarsi attorno e vedere chi ha esperienza in merito. Questo accade un po' sempre su tutte le questioni anche di vita quotidiana. Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Svezia hanno deciso di non continuare nella scelta del nucleare e di guardare e investire di più alle fonti rinnovabili. Un'altra questione è il combustibile delle centrali nucleari, l'uranio. Per far funzionare queste 4 centrali nucleari saremo costretti a rivolgerci all'estero, quindi ulteriore dipendenza dell'Italia dall'estero per l'importazione di questo materiale. Poi posso fare una battuta, ma ce n'è o ce n'è poco o ce n'è sempre meno?
Beh, sempre meno, e ce ne sarà pochissimo anche a disposizione per quelle già in funzionale. Ti darò i dati precisi. Ecco, poi la scelta tecnologica ci obbliga a diciamo, dotarci di centrali nucleari di terza generazione, perché i reattori di quarta generazione sono previsti, almeno da quello che si sa, per il 2030. Qua noi abbiamo fatto un grosso affare, no, con Berlusconi, che è andato da solo così. Naturalmente il grosso affare è stato per i francesi, visto che ci danno questa tecnologia che è delle centrali ERP sorpassata di vecchia generazione. Un'altra questione è le scorie nucleari. Di queste centrali praticamente che nasceranno già vecchie, l'abbiamo capito, avremo delle scorie radioattive con una radioattività, si dice, superiore da 3 a 6 volte a quelle di un'altra centrale di prossima generazione. Poi c'è il problema dello smaltimento, ancora non ci sono tecnologie che riescono a smaltire questi rifiuti, quindi ce li troveremo per sempre. E poi la grossa questione è del sito dove poterle portare, oltre ai 4 siti dove costruirle. È una strada che quindi a nostro avviso non porta da nessuna parte. La vera strada da percorrere dovrebbe essere quella delle energie rinnovabili, comprendendo l'energia solare, l'energia termica, la fotovoltaica, l'eolica, l'energia idroelettrica, e questo ce lo insegnano anche paesi all'avanguardia. Ad esempio basta pensare al programma di Obama in primis. Il termodinamico, non è il solare termodinamico? Sì, l'energia solare termica. Poi i costi. I costi sono sbalorditivi. Io quando ho letto le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Enel sulla cifra del costo di una centrale nucleare, mi sono chiesto se c'era un errore. In realtà una centrale nucleare costa 4 miliardi di euro, 4 mila milioni di euro, ovvero 8 mila miliardi di vecchie lire. Cioè una follia, praticamente, credo, un non senso. Io aggiungerei anche un furto ai cittadini, perché se pensiamo che vengono costruite con i nostri soldi. E quindi qua è da chiedersi, ad esempio, quante centrali idroelettriche potremmo costruire, quanti impianti fotovoltaici potremmo costruire con questi soldi, e quanto lavoro potremmo dare con queste tecnologie delle rinnovabili rispetto invece a un singolo impianto di una centrale nucleare. L'altro problema è il problema della sicurezza. Qui potremmo parlare per ore. Se uno monitora quotidianamente gli incidenti che avvengono alle centrali nucleari al mondo, ce n'è uno, o piccolo o grande, al giorno, quasi. Ci sono addirittura delle comunità che alla sera prima di andare a letto si ciucciano la pastiglia di iodio. Pensate, io ho degli amici che sono venuti a vivere dalla Francia qui e mi raccontano queste realtà. Poi se ci si documenta si scopre che non è una barzelletta, ma è vero. Quindi c'è una questione di salute. La danno gratis. Poi il nucleare, un'altra questione, accennavo prima, è l'esaltazione del centralismo dell'energia. Praticamente queste grosse centrali controllate da pochi, che è praticamente il contrario di quello che dovrebbe essere. Tanta energia prodotta localmente, tanti piccoli impianti per la produzione locale e consumo locale. Quindi c'è anche dietro tutta una concezione economica legata a questo tipo di energia. L'altro punto, il Veneto, candidato numero 1, si è eletto in questi giorni. Abbiamo sentito quest'estate Garan che ha detto vogliamo la centrale nucleare in Veneto. Qualche giorno fa, probabilmente per motivi preelettorali, ha detto ni. Oggi, durante una cerimonia che si è tenuta a Castelfranco, ha dichiarato: io non ho mai detto di no alla centrale nucleare. Dichiarazioni invece, guardiamo cosa dicono i poteri forti. Andrea Tomat, presidente regionale di Confindustria, ha dichiarato che nel Veneto quella nucleare è una strada percorribile.